Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Ciao, ci sono anch'io. Oh, siamo qua, perfetto, dopo il video sul canale del buon Mito. Ci stiamo ancora organizzando su quello che fare e abbiamo deciso che oggi, a parte andare a vendere questo che non ci conviene, compriamo un altro bel regalino per il Kumenda. Grazie. Il Kumenda ha bisogno di regali. Sì. È tipo una donna di quelle che vi rompono le scatole la mattina e la sera. Lui vuole sempre di più, sempre di più. E invece, io voglio far vedere una cosa che già ho fatto vedere sul video del buon Mito, che con Lola Pons riesco a tagliare gli alberi in maniera abbastanza positiva, insomma, non dico proprio ce la fai tranquillamente e ti raccomando, falli il più lungo possibile. Ok, abbiamo detto 8 allora. Sì, falli a 8. Io prendo, intanto ti vado a comprare il giochino nuovo che è formidabile. Ok, la ringrazio, dottor Mito. Ti porto un regalino che è veramente fantastico. Quindi Adesso vuoi vedere, adesso siamo sul mio canale e riesco a fare un cazzo, vedrai? È l'ansia della prestazione, ragazzi. L'ansia della prestazione. Ti sto portando un regalino che quando lo vedi ti emozioni tantissimo. Grazie, Mito. Tanto che è bellissimo. Ma lo faccio anche più basso così non spreco non le... sprecare alberi, sì, perché tu sei uno sprecone. È uno sprecone. Un pochino. Non è giusto che spreca tutto quell'albero. Peraltro noi stiamo tagliando alberi che abbiamo trovato già in natura. Ha ragione. E c'è una cosa da dire. Ho fatto un mini trucchetto per avere più soldi. Ho preso 500.000 euro. Questi 500.000 euro adesso ci servono perché stiamo registrando di seguito e non ho potuto organizzare bene le cose. Però li torneremo poi, Ma porco, sti rami, non vedo un cazzo. Vedi, è pazzesco, Sono sul mio canale... E non vedo un cazzo. No, non ho parole, me ne vado, basta, me ne vado. Mi licenzio. Ciao Maria, io esco. No, dicevo, ho preso 500.000 euro, ma questi soldi li ritorneremo. È nostra intenzione ritornarli. Quindi voi non li vedrete. Adesso sul canale di Comenda non li vedrete. Sul mio canale si vedrà questi 500.000 euro in più. Non vi preoccupate, l'abbiamo fatto solo per questioni tempistiche. Sì, certo. Ma le licenze poetiche quando si gioca in due sono normali, Nel senso, quindi ci sta. Non vi preoccupate, appena faremo i soldi ritorneremo questi 500.000 euro. I big money. Lo farò io off camera, quindi non vi preoccupate. Abbiamo chiesto 500.000 euro a un amico del Comenda perché si sa che in quella parte dell'Italia sono ricchissimi sfondati. Ok, Comenda, se mi chiamo Comenda ci sarà un motivo, ragazzi. Voi siete ricchi, invece noi al sud non abbiamo neanche le strade, non abbiamo. Quindi non si capisce bene perché, però è così. No, per chi lo sapesse, io sono calabrese di nascita, non sono più in Calabria, però sono calabrese di nascita. Se mi devi spiegare sta roba, se mi si è staccato l'albero prima... No, lasciamo perdere, ragazzi, purtroppo. No, se ti è staccato l'albero, no, non me lo dire che è un casino. Guarda, basta, vado sull'altro albero, mi dispiace, perché... Per terra? Dopo devo tagliarlo manualmente, penso, perché mi si è staccato proprio. Purtroppo. Allora, quando tu lo tagli poi, non ti muovere più, taglialo in tutti i pezzettini. Allora devo scendere, allora, che palle, però. Vieni a vedere che regalo che ti ho comprato. Vediamo. Niente, ciao ragazzi, andate sul canale di Mito, trovate il cume perfetto. Guarda che bello. Ciao ragazzi. Questo è il Tatra, è 6x, quindi ha tutte le trazioni su tutte le ruote. Quindi guarda qui che potenza, ti metto sotto se non ti sposti. Guarda che potenza. Questo qui ci permette di caricare gli alberi più lunghi, quindi ecco perché ci serviva la Pons a 8 metri. Lo so, io ne ho tagliati tanti, però quello che ho tagliato l'ultimo, nel tagliare dopo automaticamente mi si è staccato, non capisco il perché. Allora aspetta che ti recupero la situazione. Cerchiamo di... Eccolo qua, è questo qua. Sei tutto storto, io non capisco perché lavori storto. Perché? Spiegami, perché sei storto? Perché è così, è la vita, Mito, è la vita. Allora, vai. Fammi vedere qua se ti riesco a recuperare. Se premi la C, tu hai le visuali diverse, quindi non so se ti viene meglio o peggio. Io mi trovo bene. Allora, vediamo qua come faccio a recuperarlo questo. Questo sarà un casino adesso. Ma non posso tagliarlo manualmente? Accendi e raccogli erba. Ok, no, forse riesco a recuperarlo comunque. Allora, abbassa. Perché si sposta? Chi è che me lo sposta? Ok, me l'hai tagliato. Il casino che mi sta facendo. Perfetto. Devo pulircelo a mano. Tagliane un altro. Tagliane un altro. Dai, questo qui lo faccio io. Taglio i rami io.
No, taglialo direttamente un altro con la Pons, così facciamo vedere l'albero da 8 metri. Ok. Ok, perché io poi devo andare a prendere questa perché devo caricarli i mostri alberellini qua, piccolini che hai fatto tu. Hai fatto 150 alberi, tutti minuscoli. Ma Si capisce perché? perché abbiamo... fammi passare qui comando io. Oddio, mi sto pisciando addosso, ragazzi. Questo è il mio salvataggio, qui comando io, qui faccio quello che Beh, voglio. ma Mito è così. Mito, ragazzi, è un po' è un padre Come- padrone, c'è poco da fare. ma lui non lavora, tu non lavori. Cioè, guarda, guarda che alberello che hai fatto. Sei riuscito a fare casino anche con la Pons. Che non è Ragazzi, possibile fare casino con la Pons. ma perché? Perché voglio portare un intrattenimento diverso, capisci? In questo... Sì. Ti fa vedere come non si lavora. Quello che non dovete fare quando dovete raccogliere gli alberi, ve lo fa vedere lui. Certo, è un tutorial su come... Come non fare un buon lavoro. Ecco, Bravissimo. seguite. Seguite il Commenta, perché il Commenta vi spiega come non giocare a farming. Ma pensa se lo si Allora, tu fare... tagli a 8 metri, ti Sì, raccomando. sì, penso se Fammi si fare lui, dal vero sta roba. Io sto pensando se veramente fosse questo il mio lavoro. Cioè, mamma mia. vai che ce la puoi fare. A 8 metri dovresti farcela. Perché a 8 metri ce lo pagano di più, ce lo pagano. Quindi sarà un po' difficile perché questo... Niente, non Allora, sono messo bene, completo. non sono messo bene. Niente, Completo. niente da fare, ma porca di quella vacca schifosa. Allora, premi qua. Forse ho scoperto un modo per darti i soldi. Aspetta un Poi, attimo. poi ci proveremo. Ho dei piccoli problemi tecnici. E me Ok. ne sono accorto. Comunque questo qui è 7 metri. Quindi questo qui l'hai fatto bene, l'hai fatto. Vedi? Aspetta, no, indietro, cazzo sto Sei un mago, scherzando. sei. Senza saperlo, sei un mago. Quindi stacchiamolo, buttiamolo dentro al cassone. Ok, Ora perfetto. mettiamoci Adesso, non so se tu dritto. sei salito Ok. sul Tatra, ma il Tatra va a 66 all'ora. Ci metteremo pochissimo a fare i Oh, viaggetti. si gode, secondo te. Vedi, sul tuo canale li ho tagliati benissimo, porca la trota. E Cioè, qui invece non dire che stai facendo casini. No, però le Stai manovre, facendo le casini. manovre... Stai facendo casini, ti conosco io. Lo so che stai facendo casini, non capisco perché fai casini. L'ho Guarda, tagliato. l'ho tagliato. Allora io qua No! Ecco, sono morto. È ufficiale. guarda, ma perché ti metti tutto storto? Stai fermo, Basta, è che finito. di nuovo. È finito. Guarda come si mette storto a tagliare gli alberi. Voi lo L'ho tagliato però, l'ho tagliato, ma sono allora, morto. taglia l'albero che poi ti raddrizzi. Prima farla a pezzettini, non perdere l'albero che già ne hai perso uno. No, l'ho tagliato, però sono storto io. Quello è il problema. L'ho Non ti tagliato tutto. preoccupare che mo ti venga a salvare. Dimmi quando hai finito di tagliarlo che ti Ho venga a finito, salvare. finito. Aspetta Sono il Titanic. Sono il Titanic, signori. Guarda come fa allora fammi scaricare sto tronchettino che ti venga a dare la botta Quanto bella. mi diverto, ragazzi. Questa è la bellezza delle cose. Guarda, Cioè... mi sono accappottato anch'io, ti rendi conto? Sì. Porca di quella troia. Oddio. Che mito è morto. Che mito è morto. Forti sfiga morti. Siamo morti. Guarda che è una cosa incredibile, mai mi sono accappottato io, mai. Guarda come Oddio, non ce la faccio più, ragazzi. Aspetta che ti venga a raddrizzare, va. Ok, prova a salire, a dare gas. Se si possono fare ste cose. Come fa con la Pons? Peraltro, se giri il braccetto, ti rimetti in piedi da solo. Gira il braccetto con dall'altra parte, Ok. sentimi, dall'altra parte. Ma verso destra, ecco così, gira così, ancora, che ti metti da solo in piedi. Che io ti do un Dai. colpettino. Ok, perfetto, Dai. Ok. Ok, vado a raddrizzarmi anch'io. Che casino stai facendo? Che casino! Quanto mi Guarda, diverto. No, mi diverto troppo, però. Cioè, c'è poco da... io qua ci sono. Ok, perfetto. Fammi mettermi dritto anche a me. Ok, c'è un sacco di alberelli da raccogliere. No, aspetta, che lo devi prendere di lato. Lo devi... Quando mi diverto, Vito, lasciami giocare. Guarda lui che fa i disastri. Lui fa i disastri, fa. Ok. Guarda che riesco a mettermi dritto. Ok, guarda che ce l'ho fatta. Vai. Un altro pochino. Allora, scendi da quello lì. Sali sul rosso e dammi un colpettino. Dammi un colpettino sul tetto. Sì, così è un po'... Può essere un po' una... Non ti preoccupare. Ok, perfetto. Ci sei. Tararara! Ragazzi, la classe del come, signori. Non c'è niente da fare. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, puoi ritornare a tagliare gli alberi, perché comunque li dobbiamo tagliare tutti, li dobbiamo tagliare. No. Adesso purtroppo noi dovremmo andare avanti con gli alberi perché
Insomma, non è che non abbiamo soldi, non abbiamo. Già ho detto che ho dovuto chiedere 500.000 euro di prestito a un amico del Comenda che ce l'ha Ascoltami, ma abbonati. tu li ritrovi dopo gli alberi? Cioè, perché un po' li ho seminati dappertutto io. Se magari fai un lavoro bello pulito, ecco, io faccio prima, Ecco, ti avverto che ce ne sono a destra, ce ne sono. Ecco qua, dove stai? Tanto li raccolgo io, lui se ne Ecco, frega. qua, eccoli qua. Perfetto, Ecco, bravissimo, bravo. perfetto. Taglia un altro paio, così vuoi raccoglierlo tu un albero, gentilmente? No, fai tu, non ho coglioni. Ma perché non devi raccogliere gli alberi? Devo fare tutto io, devo Ma fare. perché sei mito? Lo dice la parola stessa, mito. Guarda, me li sta facendo anche più piccolini di quello che deve farmeli. No, 8. Ho fatti 8. Fammeli 8 metri, che ti raccomando, che mi servono. Sono 8, sono. Ecco, Allora, sì. con 8 metri loro ce li pagano tantissimo, ce li dovrebbero pagare. Sì, però voglio i soldi, cioè, mito, io sto lavorando gratis da mesi. Sto lavorando su questa cosa per darti i soldi. Stai calmo, stai calmo. Hai capito? Io sono il Comenda, Tu io. non puoi comprare niente. L'azienda si chiama Azienda Agricola Mia. Bella, Quindi mi piace. solo io posso comprare. Ok. Allora, andiamo qui. Sto tagliando, guarda che professionale. Però ragazzi, però quando il Cume fa le cose giuste è proprio bello da vedere, non c'è niente da fare. Però quando fa le cose sbagliate poi devo andare ad aiutarlo. Vabbè, ci sono dettagli però. Comunque io cioè, cambio lunghezza è su 8 metri, quindi se sbaglia non è colpa mia, No, non puoi sbagliare. 8 metri vanno bene. Eccoci qua. Comunque Lola Pons mi piace, sta macchina. Potremmo farli anche più lunghetti, ma non mi va di tagliarli a mano. Se tu vuoi tagliarli a mano, fai come vuoi. No, facciamo 8 metri. Io 8 metri secondo me è la scelta giusta. Ok, sì. Perfetto. Qua poi ne caricheremo tantissimi, Io direi che per... No, mamma mia, salvato in corner, ragazzi, che culo. Questo perché lavori sullo sporco, lavori. Che culo, vabbè ragazzi, però... Guarda quanto... Lui lascia 1 metro di tronco, guarda qui, 1 metro di tronco. 1 metro di tronco, questo è 1 metro minimo. Cioè, quanto sono alto? Quanto è alto il tronco rispetto a me? Guardami, cagami, ti prego. Dimmi quanto è alto il tronco. È alto come il pacco di Rocco. Ecco, vuol dire che abbiamo perso dei soldi. Lui ci fa perdere un sacco di soldi. Io tanto gli riscalo dallo stipendio. Ma perché i soldi? Sono del diavolo i soldi. Capisci? Chi se ne frega dei soldi? Il gioco è basato sui soldi. Non so se te ne sei accorto, ma... No. Non è basato sui vaneggi che fa il Cume, mi dispiace. Fa un casino lui con quella Pons, si sta divertendo tantissimo. Sì, mi gasa ma sta roba. Taglia un altro alberello e poi ci fermiamo qui per questa puntata. Che bello. Poi nella prossima puntata vi farò vedere. Come sempre io cerco di proporvi sempre cose nuove, però... Guarda cosa ho lasciato stavolta. Vieni qua, Mito. Guarda, ti faccio vedere. No, adesso vieni qua, cazzo. Che cavolo. Ok, non mi sono ribaltato. Guarda come ho lasciato il tronco su questo qua. Ora mi fermo qua. Così almeno... Sto arrivando. Guarda, goditi il super Cume. E silenzio anche. Fammi aprire qui la... Ho finito in bellezza il video, signori. Sì. Però quanti errori hai fatto? Dove sei? Guardalo. Sto arrivando, sto anche la miseria. Benissimo. Allora, noi ci fermiamo qui. Buono. Ci vediamo nel prossimo episodio che sarà sul mio canale. Facciamo un episodio a settimana sul canale di ognuno. Sì. Io vi saluto e vi aspetto sul mio canale per vedere come procediamo con la nostra carriera qui. Ragazzi, saluto il Comandone Veneziano, grazie anche a Mito che mi ha insegnato tutto questo splendido gioco, è veramente una persona meravigliosa, mi ha dato 100 euro per dire queste cose, e niente, alla prossima, ciao! Ciao!